Se continua questo trend difficilmente riusciamo a tenere in equilibrio i conti delle piscine. Da 136.000 euro a oltre 300 sono le cifre che i gestori delle piscine si trovano a dover sostenere a causa del caro energia. Per questo stamane insieme ai sindaci si sono incontrati i gestori degli impianti natatori pubblici di Mira, Dolo e Stra. Sarà difficile cercare di contenere questi costi perché non possono essere contenuti. Come diceva Marino, le piscine sono aperte 24 ore al giorno e chiuse 2 giorni all'anno. Non si possono abbassare le temperature, non si possono abbassare né quella dell'acqua né quella esterna, diciamo, dell'aria. Non si può rischiare che impianti che hanno colmato un vuoto sociale, perché qui facciamo attività agonistica ma siamo presidi della salute, siamo in realtà imprenditori che operano nel territorio garantendo un servizio alla socialità che va dai ragazzini agli anziani, alle donne in tutte le fasce di età. L'appello va alle istituzioni. Noi facciamo un appello fortemente a tutte le forze politiche che hanno il dovere di mettere in condizioni i servizi agli utenti e ai cittadini di funzionare. E in una situazione drammatica come questa noi chiediamo fortemente che ci sia una sinergia forte e disponibilità forte da questo senso.